Due fronti diametralmente opposti si sono mossi oggi a Venezia in attesa del primo grande evento della sera con la prima festa dei promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A Venezia in marittima hanno attraccato già da alcune ore due grandi jet, mentre l'imbarcadero privato dell'Hotel Amman, dove alloggeranno gli sposi, è stato potenziato e coperto dalle tende per schermare la vista anche ai paparazzi. All'Arsenale, dove si terrà la festa, e anche all'isola di San Giorgio Maggiore, dove si dovrebbe tenere venerdì la cerimonia nuziale finta, si entra solo attraverso dei metal detector, come in aeroporto. In piazza San Marco la giornata scorre apparentemente normale tra tanti turisti, con però una maggiore presenza di forze dell'ordine, anche se discreta, sia in divisa che in borghese, ma i commercianti di piazza San Marco plaudono all'evento che porta risorse alla città, dicono, in una stagione già partita a rilento. Resto allibito da queste polemiche perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos, adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi, siamo contenti, insomma c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici eccetera. Piazza San Marco è diventata ancora una volta palcoscenico di alcune azioni plateali di protesta. Intorno alle 11 due attivisti hanno tentato di salire sui pennoni davanti alla Basilica di San Marco nel cuore della piazza, stessa sortita tentata da un altro attivista verso le 13, che poi è stato portato via dopo una decina di minuti a forza dalla polizia. Vorrei che riuscissimo a collaborare, come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. Dal pontile CTV di Rialto, alcuni promotori del fronte No Bezos hanno lanciato in acqua un fantozzo di Bezos sopra una finta bara e con delle finte banconote, ma la notte è ancora lunga.